Ritrovati dalla redazione. Cronaca: una donna di 83 anni, originaria di Legnano e residente a Milano in vacanza in questi giorni a Grado, ha rischiato di annegare ieri pomeriggio nelle acque della spiaggia della Costa Azzurra in prossimità dello stabilimento Key West. L'anziana, da quanto si è appreso in serata, è stata colta presumibilmente da un malore mentre stava nuotando vicino alla riva. A quel punto è stata immediatamente soccorsa e riportata a terra, dove è stata sottoposta ai protocolli di rianimazione. Sarebbe ferito solo lievemente il conducente del camion, che ieri è finito in un fosso sulla strada regionale 356 tra Spessa e Noax. Stando alle prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un fuoriuscita autonoma avvenuta nel pomeriggio. L'articolato è l'unico veicolo coinvolto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cividale, le forze dell'ordine e il personale sanitario della Croce Verde del Basso Friuli, con un'ambulanza che ha trasportato l'uomo con una barella. Dagli scavi in porto a Trieste emerge un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri a pochi passi dal magazzino 57 affacciato su Viale Campi Elisi, proprio nell'area interessata dal cantiere per il rinnovo del parco ferroviario. Che ci potessero essere delle bombe inesplose era stato messo in conto, per questo ogni scavo è preceduto da attività di bonifica bellica volto appunto a individuare eventuali ordigni inesplosi e neutralizzarli, come è successo ieri all'interno del punto Franco Nuovo gestito dalla autorità portuale. Energia green per i trasporti, la logistica e le attività produttive del Friuli Venezia Giulia, generata a partire da acqua ed elettricità da fonti rinnovabili. La promessa dell'idrogeno verde, che nel giro di meno di un anno sarà prodotto in regione. È stata posata la prima pietra, in realtà virtuale, nella forma di una targa del primo impianto in Friuli Venezia Giulia all'interno del North Adriatic Hydrogen Valley, in un'area adiacente al termovalorizzatore di Trieste. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo sereno con venti di brezza, temperature massime superiori alla media di oltre 5 gradi centigradi, con caldo eccezionale per il periodo in montagna. Temperature minime in pianura fra 13 e 16 gradi, le massime fra 27 e 30, sulla costa minime fra 15 e 18, le massime fra 24 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.